Oggi è il giorno dell'Epifania di nostro Signore. Beethoven, ovvero della tenace passione delle ambizioni ideali. Un'invenzione musicale, la sua, sempre tesa al massimo dell'energia e del significato, in continua rivoluzione ed evoluzione. Il concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37, nei tempi di Allegri con brio, largo, rondò, allegro, guiderà il nuovo modo di comporre di Beethoven, quello dei principi opposti, caratterizzato da un continuo alternarsi di contrasti drammatici, più che probabilmente ispirati da Kant nei principi esposti nei fondamenti metafisici della scienza e della natura, dove il filosofo parla di forze di attrazione e repulsione come originario impulso della materia. E Beethoven scrive: nell'anima, come nel mondo fisico, agiscono due forze, entrambe ugualmente grandi, ugualmente semplici, desunte da uno stesso principio generale. La forza di attrazione e quella di repulsione. Beethoven, in maniera geniale, riesce a tradurre musicalmente proprio questo principio della filosofia di Kant. La sua tenace passione delle ambizioni ideali, il rivoluzionario Beethoven la sintetizza nelle sue lettere e diari di conversazione, ove scrive: «La mia arte dovrà essere eseguita soltanto al servizio dei poveri». Noi aggiungiamo dei poveri, ma non solo, anche di chi ha solo voglia e bisogno di lavorare. E noi siamo tra quelli, come immagino parecchi di voi. Noi vogliamo solo lavorare, vogliamo dare e avere un futuro. Ebbene, buon ascolto del concerto numero 3 per pianoforte e orchestra opera 37, al pianoforte un'ispiratissima Anna Barutti, eccelsa docente al Conservatorio Benedetto Marcello di Venezia e grande, appassionata, e lo capirete, interprete di Ludwig van Beethoven. Seguirà l'almeno altrettanto nota, celebre Sinfonia numero 5 in Do minore, opera 67. Dirige un altro giovane, eccelso professionista, un talento che risponde al nome di Massimo Raccanelli, anche grande violoncellista. Io credo non servano altre parole, basta la sua magnifica direzione per rendersi conto del suo valore professionale. Buon ascolto a tutti.
Bagatelle di Beethoven e la quarta dell'opera 126.
Ebbene, mi pare abbiamo ascoltato un piccolo capolavoro possibile anche da parte di piccole aziende. Grazie a voi, cari amici, che ci sostenete e sostenete la cultura. Luce, oggi più che mai, che bisogna mantenere accesa, esattamente come le piccole e medie emittenti radio-televisive al vostro servizio. Grazie, al prossimo appuntamento.